Se fossi un personaggio delle fiabe sarei senza dubbio il pescatore della fiaba, il pesciolino d'oro. La conoscete? A presto, Alberto il ciclista. Che quagliarella, pesciolino d'oro. Ma cos'è pesciolino d'oro? Scusami, io non la conosco questa cosa di pesciolino d'oro. C'è non ho idea. Quagliarella, ma c'è anche evidentemente il pesciolino d'oro. Oh, forse abbiamo Milena, pronto? Pronto? Signora? Buongiorno, sono Nancy, mi hai riconosciuta? Nancy, ascolti, io aspetto la telefonata di Milena. Scusi, e lei si è a fare la babbasona, signora? Ascolti, scusi, siccome la bambina ha mangiato un poco pesante oggi. Signora, però... Perché Sofiella ha esagerato con lo zuzzo, capisci? Signora, ma che dà lo zuzzo? Perché a lei ci piace. Ma signora, ma che ci do, scusi, l'omogenizzato? Certo, che non sappiamo che cosa c'è dentro. Invece sullo zuzzo lei lo sa. Certo, cosa perché sa? l'animale lo macella Ignazio. Certo. Con le mani. Con le mani, ci mancasse. E non si usano neanche mezzi, è tutto nature. Il nostro pocco è bio. Non è che è un biopocco, capisci? Non è che è un bocco normale, è un biopocco. Tu conosci lei un biopocco? Che è una cosa che è strana, eh? No, vabbè. Nel senso che un animale biologico. Un animale biologico. Un maiale biologico. Un maiale biologico. Un biomaiale. Ecco, un maiale biologico, va bene? Un maiale pocco, un pocco maiale, come ce lo devo dire? Biologico, va bene. Senta, sono Nunzi, non mi sta riconoscendo. Sono Nancy, siccome la bambina si è calata un patrone supecchio di zuzzo, sì, però e ci ha buttato pesante, ora la bambina non si sta addormentando, che c'è una musica che ci racconta la fiaba del pesciolino d'oro. Oh mamma mia, la fiaba guardi che non la conosce nessuno, questa la conosce Alberto il ciclista. C'era una volta in un paesino molto lontano che si chiamava Capo dei Mulini, una bimba che si chiamava Sofiella, che era una bimba molto carina, molto intelligente, che si calava lo zuzzo come se fosse acqua. Signora. Men di meno l'omogenizzato lo sputava, invece lo zuzzo se lo calava. E che c'era, non ti piace? Un giorno questa bambina, mentre che stava passeggiando nel lungomare di Capomulini, bambina, tra una trattoria e l'altra, si accorse di vedere nel mare un pesciolino che saltava. Scusi, un pesciolino? Un pesciolino che saltava. Non ho capito. Era un pesciolino che saltava. Ho capito. Che faceva dei riflessi dorati. Perché era il sole che ci sbatteva addosso e lo faceva sembrare dorato. Mentre che lui saltava. Saltava e sembrava dorato. E allora Sofiella decise di scendere scogli, andare fino alla riva del mare e vedere più da vicino questo pesciolino dorato. Il pesciolino appena vide Sofiella si avvicinò e gli disse: "Ah, cosa Sofiella?" Così era la voce del pesciolino. Dorato. Sofiella disse: "Sì, sono Sofiella, ma tu mi conosci?" "Sì, tua madre cresce molto paraca. A Capomulini, che sono numero uno. Ma perché non diventiamo amici?" "E se vuoi", ci disse Sofiella, "possiamo anche diventare amici. Ma che cosa possiamo fare? Possiamo giocare?" "Certo, devo fare un bagno con mia, ti insegno a pigliare i cozzoli, i paterni, quello che vuoi." E allora così nacque un'amicizia tra quel pesciolino d'oro e Sofiella. "Ma tu come ti chiami?" le chiese Sofiella. E il pesciolino rispose: "Mi chiamo Sparacanaccio." "Oh, Sparacanaccio, ma che bel nome!" E allora così nacque un'amicizia, cominciarono a giocare, a divertirsi e si facevano i bagni insieme e si guardavano le partite insieme della pallanuoto. Insomma, nacque un'amicizia. Dopo tanti anni Sofiella crebbe, diventò grande, si fidanzò e si sposò e andò a vivere in un altro posto lontano da Capo dei Mulini. Dopo tantissimi anni, una sera Sofiella tornò insieme a suo marito a mangiare a Capomulini e proprio nel piatto del suo ristorante trovò un pesce, una bella triglia che aveva un neo preciso come quello di Sparacanaccio. Mamma mia! Il cameriere che gli diceva: "Signora, che faccio spicchio? Ci faccio gli sto." Sofiella appena vide quel neo lo riconobbe e disse: "Ma tu sei Sparacanaccio." E Sparacanaccio rispose: "Io Sofiella, che ti sta ruotando? Io sono. Che ti sta ruotando, pedalero." "Ma Sparacanaccio, ma che ci fai qui sul piatto?" "Ma niente, ora un capo pescatore mi pigliavo. Io sto mi sta facendo in questa maniera, ma meno male che ho incontrato te.
Ma certo, sparacanaccio, eri buono già da piccolo, eri buono da vivo, alla griglia sarai ancora più buono. Ma come? Me la faccia costa l'amariglio. Ma Vissero come? infelici e scontenti. Ma che fiaba è?